Tagli alla sanità. La Regione del Veneto ha deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale contro la legge che prevede l'abbattersi sulle regioni di una scure da 2 miliardi e 352 milioni. Un taglio lineare, denuncia la giunta presieduta da Luca Zaia, che colpisce indiscriminatamente tutte le regioni, sia quelle che hanno sprecato denaro pubblico, sia quelle virtuose come appunto il Veneto. Come fai a spiegare a un cittadino veneto che non avrà più determinati servizi sociosanitari e magari vede poi a Striscia la Notizia ospedali mai aperti in altre regioni, vede situazioni di spreco enormi? Diventa davvero difficile, è un dovere morale quello che abbiamo noi di controbattere a questi tagli che sono davvero pericolosi per la nostra regione. Il Veneto ha quindi deciso di portare il contenzioso ai massimi livelli, ricorrendo alla consulta contro quella che la regione ritiene essere una legge anticostituzionale che mette a rischio la garanzia dei servizi sanitari in un territorio che ha già tagliato ed ottimizzato i costi a tutti i livelli. Ricorso dunque contro i tagli lineari e anche contro la parte della legge che prevede il blocco degli investimenti e le modalità con le quali si intenderebbe arrivare ad una maggiore appropriatezza prescrittiva di alcuni esami da parte dei medici. Anche qui, secondo la Regione Veneto, vi sarebbero profili di anticostituzionalità. Avevamo preso solenne impegno, ha sottolineato il governatore Zaia, che avremmo combattuto con ogni mezzo contro questi tagli per difendere il diritto alla salute dei nostri cittadini. Qui c'è un governo che taglia, che toglie risorse nostre perché sono nostre, che toglie risorse dei veneti ai veneti. Quindi se la devono prendere innanzitutto con chi taglia, non con chi subisce. Di tutt'altra idea le opposizioni in Consiglio regionale, che puntano il dito contro la Giunta, accusata di portare avanti una riforma che accentrerà tutto il potere di programma e di controllo in un'unica struttura. Il governo di Zaia cerca di fare ricorso alla consulta su tutto, quindi dalla scuola alla sanità, scaricando sempre su Roma le responsabilità che sono proprie. La sanità veneta è una sanità che va difesa perché è una sanità buona, purtroppo però le intenzioni del governatore sono quelle di smantellare il sociale e quindi togliere servizi.